Ben ritrovati amici appassionati da Claudio Costanzo, si torna in campo dopo la doppia settimana di sosta anche per quanto concerne il campionato di promozione siciliana. La capolista ionica faceva visita a un derelitto Messina Sud già retrocesso, dovranno rispondere alla vittoria dell'inseguitrice Tirrenia sul campo del Giardini i ragazzi di Mister Moschella. Da vittoria della formazione di Mister Bitto ha di fatto azzerato per le concorrenti la speranza di partecipazione alle semifinali playoff. Ionica che ricordiamo a quota 66 punti in classifica con 55 reti all'attivo, il terzo miglior attacco del campionato, saldamente miglior difesa con solo 16 reti al passivo. Quest'oggi si dispone in campo con potenza tra i pali, linea arretrata con Casale, esordio al primo minuto ed Erasimenko sugli esterni, Bartorilla e San Filippo al centro della difesa, in mediana assente Cambria, quindi spazio a Smiroldo e Mifa ai lati di Monaco. Tridente d'attacco composto da Savoca, Galletta e dall'avanzamento di Loria. Dirige l'incontro il signor Giuseppe Merendino della sezione di Messina, sui assistenti Lorenzo Santorocco e Cristina Lunelio, entrambi della sezione Etnea di Catania. Maglia da trasferta bianca con inserti blu per la Ionica, completo giallo-rossi per i padroni di casa del Messina Sud, con appena 11 uomini in distinta. Il primo possesso è subito per la formazione Santa Teresina, ma c'è una buona occasione invece per i locali con la Speme. Buona serpentina, poi prova a dialogare con il compagno Graziano, gli restituisce la sfera, in qualche modo riesce a rinvenire sul pallone, calciare debolmente verso la porta di Potenza che in due tempi fa sua la sfera. Primo squillo della Ionica con Erasimenko che si apre sul binario mancino, palla interessante in verticale per l'inserimento di Mifra che riesce a saltare in qualche modo l'avversario, mette dentro per la penetrazione di Smiroldo, riesce con qualche affanno ad allontanare la retroguardia giallorossa, non riuscirà a fare lo stesso all'11° quando Galletta involato verso la porta difesa da Montaperto con un tocco morbido lo supera per il gol del vantaggio della Ionica. 13° sigillo stagionale per il Gallo che porta in vantaggio la formazione di Mister Moschella. Non sembrano sazi comunque i ragazzi del presidente Saglin bene qui con Monaco che sventaglia bene per un compagno e Casale a entrare con una progressione palla al piede in area. Montaperto si fa trovare con i riflessi pronti a smanacciare in corner. Calcio di punizione dai 25 metri alla battuta il giovane Mifra che dopo qualche esitazione riesce a scucchiaiare dentro e trovare come al solito all'appuntamento sul secondo palo San Filippo. Montaperto anche in questo caso si deve superare per negare la gioia del raddoppio alla Ionica. Non è d'accordo Mister Moschella con qualche atteggiamento mostrato dai suoi in campo, che comunque continua ad attaccare qui con Galletta che va vicinissimo al gol del raddoppio. Lo troverà di lì a poco dopo questa serpentina di Savo che prova a fare tutto da solo, guadagna solo un calcio d'angolo dalla battuta dello stesso Galletta, riesce a deviare in rete, la deviazione ravvicinata di Mifa per il raddoppio della Ionica. Il Gallo ha già sentenziato al campo di Santa Margherita, portando in vantaggio alla mezz'ora la Ionica con una doppietta. Sono 14 per lui le reti in campionato. C'è un sussulto d'orgoglio però per il Messina Sud con Graziano che riuscirà ad accorciare le distanze un minuto dopo, riaprendo i giochi e portando i locali a una sola lunghezza di svantaggio. Batte Potenza calamitando questo pallone vacante col mancino. Prova subito a reagire la Ionica qui con Erasimenko che prova a cercare profondo un compagno, trova Monaco e riesce ad addomesticare la sfera. Forse viene atterrato, non c'è nulla per il fischietto peloritano. Merendino quando c'è una buona occasione di Galletta che lancia in profondità Savoca. È clamoroso l'occasione per il numero 11 arciere della Ionica che si divora il gol del doppio vantaggio. L'ultima occasione è per il Messina Sud con la Speme che ci prova, va sopra la barriera, Potenza ci arriva. Ultima emozione del primo tempo, alla doppietta di Galletta ha risposto Graziano per il Messina Sud. Si può tornare in campo con gli stessi 22, Ionica che proverà subito a chiudere la gara. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Loria prova a sfruttare il forte vento che imperversa sul campo comunale di Santa Margherita, non riesce però a trarre in inganno Montaperto, sempre al binario mancino le occasioni migliori con questo triangolo tra Savoca e Galletta. Il numero 11 prova a concludere l'azione con questa volée, non trovando però la sfera. Ennesimo calcio d'angolo per la Ionica, sempre battuto da Loria, contrato in un primo momento, la palla torna sui piedi del numero 7, sventagliata sul secondo palo dove arriva Ciccio Monaco al sesto appuntamento stagionale col gol. 1-3 per la formazione Santa Teresina, firmato Ciccio Monaco. È un gioco da ragazzi per il numero 10 quest'oggi, spingere in rete questo pallone al bacio, un cioccolattino da scartare di Loria che prova di lì a seguire
a cercare la gloria personale con questo destro da distanza siderale. Si deve superare Montaperto, smanacciando in corner dai sviluppi dell'ennesimo calcio d'angolo. Ancora la Loria, appuntamento sul secondo palo, era questa volta con Sanfilippo, non è riuscito a deviare il rete. Primo cambio per mister Moschella, che getta nella mischia la Forgia per Smiroldo quando c'è un calcio di punizione. La posizione interessante alla battuta, Bassavoca alla ricerca disperata del gol, prova ad andare sulla barriera col mancino morbido, termina abbondantemente a fondo campo. Secondo cambio con Sanfilippo che lascia spazio a Leo. Ancora Loria a mettere dentro un calcio d'angolo, questa volta non lo tocca nessuno. La palla rimbalza proprio davanti a Montaperto, ingannando l'estremo difensore del Messina Sud, che per la quarta volta deve raccogliere la sfera in fondo al sacco. Chiude i giochi Loria, che servirebbe anche l'assist della tripetta al bomber Galletta. Viene ravvisata però in questo caso la posizione di offside dall'assistente Santorocco. Sarà questa l'ultima giocata di Galletta, che poi lascerà spazio al compagno Garufi. Anche Monaco avvicendato con Manuli. È un buon impatto della gara di Garufi, che proverà con questa penetrazione centrale. La palla resta lì per Loria, che ci ha provato col mancino, potente ma non preciso. Ultimo cambio con Mifa, che lascia spazio a Ferraro per qualche scampolo di gara, quando ancora Garufi con questa progressione palla al piede, entrare in area dal binario mancino. Colpisce solo l'esterno della rete il numero 17, che comunque ha avuto un buon impatto nel match. Di lì a seguire solo il triplice fischio. Il direttore di gara Merendino. Torna in vetta la Ionica a 2 giornate al termine, che ora ospiterà una Messana già salva, e all'occasione primo match point casalingo di portare finalmente a casa il campionato di promozione. Un saluto allora da Claudio Costanzo e alla prossima.